Ma i dati sono ancora positivi, lo avevamo anticipato nell'ultima pubblicazione sullo stato dell'economia veneta, che c'erano dei segnali di rallentamento. Ci sono, purtroppo questa è la realtà, non dipende certamente dai nostri imprenditori, dalla loro capacità, ma dipendono da tante condizioni. Insomma, vediamo le tensioni che ci sono adesso nei mercati dovute alla guerra in Russia, tra l'Ucraina e la Russia, dovuti anche in queste ore a quanto sta succedendo a Taiwan. L'aumento delle materie prime, l'aumento dell'energia, sono tutti fattori che vanno a influire nella produzione ma anche nel consumo, perché se benché le esportazioni sono ancora positive, anche il consumo interno non è partito e non ha mantenuto quel trend che ha avuto nel 2021, quindi l'onda lunga del 2021 se n'è andata. Le prospettive future sono molto incerte perché purtroppo queste tensioni non permettono ai mercati di essere stabili, vuol dire mancanza di investimenti da parte delle imprese, difficoltà di reperire credito, l'inflazione che sta ripartendo come gli anni 80, questi elementi non sono elementi positivi per le nostre imprese. I nostri imprenditori sono bravi, capaci, però da solo non bastano. Ci vuole una politica seria, un governo che sia in grado di prendere dei provvedimenti. Adesso purtroppo siamo in questa crisi che non ci voleva. Aver votato adesso, aver votato tra qualche mese non sarebbe cambiato niente. Purtroppo la politica ha voluto questo. Io mi auguro che però si tenga presente che non si può scherzare veramente, perché l'economia del paese è fondamentale per mantenere gli standard di qualità di vita e soprattutto di sostegno a chi è ai deboli. E non siamo ancora poi usciti dal Covid e anche questo va ad influire ovviamente sui consumi e sulla stabilità della nostra Italia.